Nella grande trasformazione di questo momento storico, la collaborazione è un fattore chiave per affrontare la complessità e concorrere al riposizionamento competitivo dell'Italia e del Veneto, a partire da idee motrici capaci di definire possibili risposte e sfide epocali come la crescita, la demografia, il clima, l'accelerazione tecnologica. Il filo rosso è costituito da 3 caposaldi irrinunciabili. Parte da questi la prima Assemblea Generale Pubblica di Confindustria Veneto Est ad un anno dalla sua costituzione, assemblea che, dopo l'Inno d'Italia, è cominciata con un minuto di rumore per Giulia Cecchettin, cui è stata intitolata anche una borsa di studio. Io penso che ognuno debba fare la propria parte per il suo, ma poi avere magari una visione comune, una visione per il bene di questo territorio, per rendere questo territorio sempre più competitivo e sempre più attrattivo. Andremo a firmare un accordo con la Regione che avrà diversi capitoli. Uno dei capitoli che riteniamo più interessanti, un po' più innovativi, è quello che riguarda l'housing sociale. Penso che sia uno strumento che vada incontro alle esigenze dei giovani studenti, dei giovani lavoratori e anche ovviamente degli immigrati. Uno strumento che possa rendere questo territorio attrattivo e che possa non penalizzare le persone a inserirsi nel mondo del lavoro, ma anzi a facilitarlo. Lei parlava di 3 macro aree, chiamiamole così, no? Su cui poi raccogliere delle sfide importanti. Sì, le tre macro aree che noi individuiamo senz'altro come le 3 macro aree di problematiche o di opportunità future sono sicuramente quelle legate alla demografia, al tema della transizione digitale e della transizione innovativa ed infine il tema della sostenibilità. Queste sono le 3 grandi macro aree, macro sfide che guardano al futuro. Per porre la nostra soluzione abbiamo altrettanto 3 idee motrici che partono senz'altro dal capitale umano in termini quantitativi ma anche in termini qualitativi, nel senso che dobbiamo cercare di upskillare e reskillare la forza lavoro esistenti nel mondo del lavoro e dobbiamo cercare di far capire bene, dialogando, collaborando con tutto il mondo dell'istruzione su quelle che sono invece le nuove materie che il mondo del lavoro necessita. Quindi capitale umano al centro, capitale umano dove non solo c'è una possibilità di crescita per il nostro territorio, ma c'è anche un'opportunità per averne di più, visti i dati estremamente positivi dell'occupazione. Serve formare questi ragazzi, siamo un po' sempre alla rincorsa, no, di figure professionali. Come fare per accorciare un po' le distanze? Diciamo che innanzitutto c'è il tema della formazione, è prioritario a 360 gradi, è fondamentale che i ragazzi seguano i propri talenti, non è che i ragazzi, quando io mi sono iscritto alle superiori tutti dicevano dovete fare ragioneria, io non ho fatto ragioneria, ho fatto bene, dopodiché chi amava fare il ragioniere ha fatto ragioniere e così per l'iscrizione a medicina, quando mi sono iscritto all'università ci dicevano non iscrivetevi a medicina, i risultati si vedono. Allora detto questo io penso che innanzitutto ai ragazzi si debba dire di seguire il proprio talento. Dopodiché se c'è una disponibilità ad affrontare l'occupazione delle nostre imprese, ovviamente c'è una formazione accessoria che noi sappiamo erogare, basti pensare che nella formazione, nel periodo di obbligo formativo il Veneto garantisce formazione a 20.000 ragazzi, è l'unica regione in Italia. Che soltanto il 9% della manovra finanziaria sia destinato alla seconda manifattura d'Europa, ha detto Leopoldo Destro, presidente di Confindustria Veneto Est, ci sembra veramente troppo poco. Non possiamo permetterci di fermare la crescita. Un'occasione che non poteva farsi sfuggire, visto che a chiudere la prima assemblea di Confindustria Veneto Est è arrivato il ministro Adolfo Urso, che nei giorni scorsi aveva parlato di un plafond di molti miliardi innescati dal PNRR. Quasi 10 miliardi di questa manovra con le risorse europee che si aggiungono ai circa 5 miliardi della manovra nazionale. Risorse importanti e significative, io mi auguro decisive nei prossimi 2 anni per far fare quello slancio importante alle imprese italiane nella via della rivoluzione digitale e green.